Riunione d'emergenza nel pomeriggio alla Tisana tra i sindaci del comprensorio occidentale della Bassa Friulana dopo l'accelerazione da parte della Regione sulla chiusura del punto nascita. Il primo cittadino Salvatore Berigno. Pare che questa sia la decisione che questa giunta regionale si appresta a prendere, talché noi abbiamo convocato con i sindaci del mandamento questa conferenza stampa odierna a testimoniare che questa è una scelta scellerata che sfregia il nostro territorio, una vera e propria ingiustizia sociale, anche perché il dato ad oggi del numero dei parti nell'ultimo semestre è di quasi 270 bambini, il che vuol dire che se ci facessero lavorare con assoluta calma in un anno raggiungeremmo e supereremo la soglia dei 500 parti, quindi anche l'ultimo baluardo posto a scelta, diciamo così, di chiusura del punto nascita della Tisana verrebbe a cadere. Sono già attivato per cercare di avere anche una spiegazione sul raggiungimento di questi numeri dei parti, soprattutto quelli che sono anche i rapporti Veneto, Friuli Venezia Giulia, che pare che la Regione Veneto abbia confermato dalla viva voce del vicepresidente del Consiglio regionale che un accordo col Friuli Venezia Giulia penalizzante per la Tisana con la nostra presidente ci sia stato, ma quello che a noi interessa è preservare il territorio, a prescindere dalle rispettive appartenenze, a tutela delle nostre genti, perché l'equità nell'accesso ai servizi sanitari va garantita nei fatti e non solo a parole.